Sono gli animali che ho allevato fin da piccolo e non è stato per niente facile. E tuttora non mi riesce, non mi risulta facile. Sono passati 2 mesi ma Khaled è ancora molto provato per quello che è accaduto al suo gregge. Aveva portato a Casteltesino nel periodo estivo un torello e 240 pecore. Da Volpago del Montello alle montagne del Trentino Alto Adige, l'unica opportunità di pascolo che il 23enne, pastore fin da piccolo, era riuscito a vincere grazie ad un bando. Mai si sarebbe aspettato però ben 5 attacchi d'orso e non un orso comune, ma il super ricercato M49. L'orso ha ucciso il toro e predato 5 volte le sue pecore. Ho perso circa 100 animali e anche gli animali che sono rimasti ne hanno risentito molto perché ci sono stati parecchi aborti, pecore che tuttora sono turbate e non mangiano. Di quelle che ho perso ne stanno ancora girando per la montagna, ce ne sono di disperse che sicuramente ora moriranno con le prime nevicate. Non c'è la possibilità di recuperarle perché sono su posti veramente inaccessibili. Dopo il primo attacco la forestale ha monitorato l'animale per verificare una possibile cattura, ma M49 ha continuato lo stesso le sue predazioni. Khaled non odia l'orso, ma chiede gli sia fatto un risarcimento equo. La parte che viene risarcita è minima, cioè vengono risarciti i 12 animali ritrovati morti e a pari numero i dispersi, quindi in totale 24 animali. Vorrei che queste situazioni fossero affrontate in maniera diversa, vorrei che gli allevatori non fossero abbandonati come in questo caso e che il danno venisse risarcito realmente al completo, non solo parzialmente.